Ah, si vede che non sono un giocatore di hurling professionista. Sapevate che... Ciao bellissimi! Oggi proviamo qualcosa di nuovo. Ho trovato queste due mazze o stecche, chiamiamole come vogliamo, in garage e non sapevo cosa fossero, quindi ho domandato, ho scoperto che qui in Irlanda ci sono due sport tradizionali molto particolari. Uno è il football irlandese, che parte dall'idea del football però ha delle modifiche. Questo invece si chiama hurling ed è completamente diverso, uno sport assolutamente nuovo e sono stracurioso, quindi ho dato un'occhiata su YouTube. Adesso con qualche tutorial proviamo un po' a giocare, ok? Eccoci, sono al People's Park e mi trovo nel campo da football. Non ho ancora idea se sia fatto così anche il campo da hurling, ma adesso lo cerchiamo. Ma non vedo nessuno, quindi probabilmente proverò qualcosa da solo, aspettando Contan e Valentine che mi raggiungeranno a breve. C'è giusto qualcuno che sta giocando a hurling là. Eccoci di nuovo. Ho chiesto se potevo fargli un po' di domande e registrarli, ma entrambi, sia il bimbo che il padre, molto timidi, non vogliono essere registrati. Ma mi hanno raccontato e mi hanno spiegato bene come funziona il gioco. Adesso ve lo spiego. Allora, basicamente questo è il campo da hurling. In questo gioco ci sono due squadre che competono da 15 giocatori. Ci sono 6 difensori, 3 centrocampisti e 6 attaccanti, più un portiere. Si gioca con questa mazza che si chiama hurley e questa palla che si chiama sliotar. Ci sono due tipi di punti che si possono fare: il goal, che è quello che si fa al di sotto della barra, oppure il point, che vale di meno, che si fa al di sopra della barra. Come potete immaginare, la palla va colpita con l'hurley, non può essere lanciata con le mani. E ora la cosa più difficile: i giocatori possono tenere in mano la palla solo per 4 passi, poi devono farla rimbalzare sull'hurley o lanciarla a un compagno. Proviamo! Ok, allora, la sliotar si alza così e la si prende in mano. Poi possiamo fare quindi 4 passi, farla rimbalzare e riprenderla. 1, 2, 3. Adesso sembra facile perché sto camminando, ma immaginate a farlo correndo con 15 avversari che vi vogliono saltare addosso. Proviamo qualche tiro da vicino. Si può colpire la palla anche se è a terra. Sembra un po' golf in questo. E io faccio schifo a golf. Sto arando un campo. L'hurley non è molto pesante, pesa più o meno come una racchetta di tennis. Forse si sente un po' di più perché è lungo. Quindi quando si tiene in questa posizione pesa leggermente di più, ma neanche tanto. E la sliotar è più dura e piccola di una palla da baseball. A breve dovrebbero arrivare anche Contan e Valentine, secondo me ci facciamo 2 risate provando a giocare tutti assieme. Guarda là, wow, che bello. Dobbiamo fare questo anche in Italia. Ho trovato una forchetta. Eccolo, è arrivato Valentine. Siamo passati dall'hurling a tirare forchette.
easy, eh? Yes! E il portiere rispetto ai giocatori non ha nessun vantaggio, fa esattamente le stesse cose, può prendere la palla con le mani o con l'ollie. Yay! È arrivato anche Contan. Ma la forchetta è comunque interessante. Ehi, don't kill my leaf. Hai perso la forchetta. What the fuck? Man. Ok, questo vuol dire che è giunto il momento di tornare all'ostello. E mentre torniamo indietro vi racconto una cosa interessante. Sapevate che i giocatori di questo sport, anche a livello professionale, non ricevono nessun compenso? Did you like hurling? Yeah. Oh shit, it's cool. Would you play that in France? No. Why not? Because it's just Irish. Yeah. Just Irish.